Amiche, prima le amiche ed amici bellini, buon pomeriggio, insomma, poi dipende da quando ve lo guardate. È martedì 8 marzo. Vabbè, cominciamo. Allora, auguri a chi ci crede, non a mia madre, perché mia madre odia essere festeggiata nella festa della donna per un discorso di principio, perché è un giorno solo, dobbiamo essere festeggiati tutti i giorni, ed ha pure ragione. Quindi a chi invece ci tiene e a chi fa piacere, Mr. Gargaroz, benvenuto Gargaroz, lasciate i like per Kim Min-jae. E poi vi iscrivete anche al canale Telegram, cliccate sulla campanella, fate tutte le cose. Questo è importante, potrebbe essere un aggiornamento importante. Oscuro tutto. Shh. Amico che mi dice che gioca Elmas, perché dobbiamo parlare anche di Lozano. Allora, tantissime cose a cuocere. C'è la storia del calcio femminile, ragazzi, perché... Attenzione, sta girando questa foto con le ragazze e scopriamo una cosa oggi che non lo sapevamo, che nel 1950 a Napoli quante prime volte accadono proprio a Napoli, e questa è una delle cose che vorrei ufficiale, perché poi è importante avere tutto un unicum, no? Ogni squadra di Serie A, la maggior parte ha il corrispettivo femminile. Il Napoli femminile invece non è di nostra proprietà e si chiama Società Sportiva Dilettantistica Napoli Femminile, è tutta un'altra cosa e non ci riguarda. Peccato, perché poi c'è una storia. Vedremo questa storia del calcio femminile che finisce in rissa. Ovviamente tutti quanti avete visto questa cosa qua, perché la Mimosi Man va benissimo, oramai non c'è più limite e va tutto bene. Per quanto riguarda Kim, ha parlato cose non che sconvolgono gli equilibri, lo scudetto, una grande voglia di vincere, il Napoli non vince da tanto tempo ma giochiamo bene, sono avido di vittorie, puntiamo allo scudetto. Il ballo, perché ho ballato Gangnam Style, il primo giorno di ritiro, onestamente tutti conoscono Gangnam Style, quindi non ho dovuto allenarmi per ballarla, l'ho fatto una volta sola, era a caldo, mi imbarazza un po', infatti non riesco a riguardare il video, non lo farò più. Si è pentito, ma era una cosa simpatica, Kim, non ti preoccupare, quella è proprio la cultura proprio sua orientale. L'ambientamento, la cosa più importante è capire che tipo di calcio vuole il tuo allenatore. Qualunque tipo di calcio voglia adottare, tu impara in fretta, io cerco di farlo, poi è facile integrarsi nella squadra e andare d'accordo con i compagni. Penso di essermi adattato, credo sia stato questo il mio segreto. Le ambizioni, come voglio essere ricordato, niente di esagerato, un buon calciatore, vorrei diventare quel calciatore che se pensi ai difensori ti viene in mente il mio nome, in modo che il nome di Kim Min-jae possa essere ricordato. Sto cercando di farlo e spero di riuscirci. Se voi scrivete Kim Min-jae su Google ne esce di ogni. Oltretutto, se scrivete intervista Kim, a me in America esce prima la Kim Kardashian, ovviamente, ma Kim Min-jae è un nome popolare, è proprio Vincenzo Esposito, se vogliamo poi fare un paragone, e quindi ci sono tantissimi personaggi che escono prima di lui. Noi ci affezioniamo al nostro Kim Min-jae. Chiedo a voi nei commenti, quando si dice dimmi un nome di un difensore, chi vi viene in mente subito, il primo che vi viene in mente? Io non lo so perché, e sono parecchi giorni che mi viene in mente sempre Nesta. Poi è chiaro, i nostri, poi pensiamo a Cannavaro, però penso sempre a Nesta, quell'eleganza, quella precisione, la capacità anche di impostare. Nesta mi faceva impazzire, dicevo, si è spento tutto. E poi a livello di difensori, ovviamente ci si ricollega anche a K2, che Kim ha sostituito alla grande. K2 che passa con il Chelsea in Champions League, battendo 2-0 il Borussia, quindi ribaltando l'andata. Attenzione, ribaltando l'andata, e si augura, glielo incausano, e si augura di affrontare il Napoli il più lontano possibile, magari in finale. Un abbraccio al nostro K2. Kim ci dice anche segnare o non segnare, lui non se ne frega tanto di segnare.
Dice, in realtà io preferisco non subire gol piuttosto che segnare, sono un difensore, quindi certo se fai gol aiuti la squadra, ma io sono orgoglioso e il mio obiettivo è sempre finire la partita senza subire gol. Lo ricordiamo e ci è piaciuto tanto quell'esultanza quando lui toglie un pallone dalla porta, proprio quell'esultanza che è una cosa bella, è come segnare un gol per un difensore, e quindi molto bene. Molto male invece se con un Abrabam tattico passiamo a vedere l'amico Irving, il Ciuchi, ci fa sapere il Napoli dal report dell'allenamento che mancava Osi per un permesso personale, quindi nessun problema. Raspadori si allena in campo ma a parte, quindi vediamo i recuperi di Raspadori, perché poi ha parlato anche Mancini per la nazionale. Tantissima carne a cuocere oggi, lasciate i like, però purtroppo lasciate like per Politano, perché mentre il mio amico mi dice gioca Elmas, ed è una possibilità ovviamente importante, dobbiamo capire se ne parlerà Spalletti in conferenza, tocca a qualcuno di loro, l'ipotesi Politano, l'ipotesi Elmas, l'ipotesi Zerbin, che magari non contempliamo nemmeno. Qualcuno deve sostituire Lozano. Purtroppo Raspadori poteva essere una soluzione, ma è ancora infortunato, ed è un peccato, perché adesso Lozano, erano 2 o 3 partite che lo vedevamo veramente vispo, superava l'uomo, scattava in velocità, prendeva falli, cartellini gialli. Peccato veramente. Speriamo che non sia niente di grave, che te lo possa magari portare in panchina, perché veramente adesso che poi ci sta questo sono partite non solo ravvicinate, Atalanta, poi la Champions, poi il Torino, sono anche partite molto dispendiose, perché ti picchiano, l'Atalanta ti picchia, il Torino ti picchia, e quindi è veramente un peccato, e servivano le soluzioni a metà partita o a fine partita. Speriamo bene per il Ciuchi, perché ci serve assolutamente. Come si parlava di, quindi Lozano, Osi anche era in permesso. Osi ha avuto il premio del giocatore del mese, e insieme al premio del giocatore del mese ha avuto anche dei cori contro da parte della Lazio. Infatti ci sono delle ulteriori indagini per Cori Rascis, e non c'è ci sorprendiamo? Assolutamente no. Non ne parliamo? Assolutamente no. Ne parliamo finché tanto la soluzione non ci sarà. Qualche altro soldino nelle casse della Lega Serie A che niente fa, si prende i soldi. Voi continuate a insultarle, i nostri. Osi lo ha detto bene, a Napoli no, mai, ma nelle altre città sì, e quindi continuiamo così finché non se ne vanno tutti quanti in Premier. Premier K2 l'abbiamo detto, Mancini ha parlato, e ovviamente per l'Italia l'Italia giocherà a Napoli, quindi venduti molti biglietti, c'è entusiasmo. Benvenuti in Italia, dovremmo dire benvenuti a Napoli, no? A tutti gli italiani che si riverseranno a seguire la nazionale, o ai giocatori della nazionale che poi hanno dei tifosi che sono un po' così. Ma tant'è, ci aspettiamo Meret convocato, ci aspettiamo un Di Lorenzo titolare. Mancini spera di recuperare Raspadori, ma non lo buttare nella mischia se ancora non è al 100%, assolutamente no, perché poi si rischia inutilmente. E quindi lo stesso Politano potrebbe rientrare nei piani di Mancini. Sappiamo che Mancini convoca anche Zerbin, magari Gaetano, che ne sai, perché la nazionale italiana sta un po' in guaiatuccia, e si parla di Italia contro Inghilterra, ed è proprio un sito inglese. Io vi lascio il link in descrizione, un canale inglese dove potete vedere addirittura le immagini del calcio femminile e della partita della discordia che poi fa finire il calcio femminile in quel periodo, che guardate un po' era proprio un Napoli-Roma o un Roma-Napoli. Andiamo a vedere, perché è una roba incredibile, perché se questa è poi l'immagine, queste non lo so se poi sono le nostre ragazze, ma questa che è quella che si trovava sui vari siti, ce ne sono delle altre, le potete vedere proprio in azione. Sapevate che il calcio femminile è nato a Napoli? Proprio così, era il 1950 e la baronessa Angela Attini di Torralbo, politica napoletana, diede vita alla prima squadra italiana di calcio femminile e al primo campionato femminile della storia d'Italia. In occasione della giornata internazionale della donna, oggi il Corriere dello Mezzogiorno racconta la storia di quell'associazione italiano calcio femminile fondata più di 70 anni fa, fra lo scetticismo generale, che resistette fino al 59. Le difficoltà non furono poche, racconta il Corriere, perché il calcio era visto come un gioco prettamente maschile, e non è cambiato niente, ancora oggi è vista così. La città di Napoli però fu
Al centro del movimento femminile c'erano la Pomerese, il Secondigliano e appunto Napoli, formazioni alle quali si aggiunsero prima Lazio e Roma e poi altre squadre provenienti da Genova, Milano, Bologna e Catania. Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma poi sulle difficoltà affrontate da quella squadra napoletana che fu costretta a giocare sul campo di Messina, uno dei pochissimi scampati ai bombardamenti della seconda guerra mondiale. A complicare le cose, però c'erano anche problemi di costume, alcune donne giocavano in gonna, altre con i pantaloni maschili, una scena che non piaceva alla politica conservatrice degli anni 50. E per chiudere questa cosa incredibile, il racconto di una rissa tra Roma e Napoli femminile datata 7 febbraio 1959, quando calciatrici, allenatori, tifosi e arbitri vennero alle mani in una rissa che decretò la fine del calcio femminile e di quella lega antesignana del calcio femminile moderno. Incredibile, si finisce sempre in rissa, forse da lì partono le cose. E abbiamo un'immagine esclusiva che non vi ha fatto vedere nessuno. Non è vero, l'immagine non è esclusiva, ma fa parte del video che vi linko in descrizione. Vedete che questo è il Napoli per forza, perché c'è una N importante sul petto della maglia delle ragazze, e quindi vedete questa qua è in gonna, alcune hanno i pantaloncini, insomma è tutto vero. Facevano anche il segno del rock and roll o del I love you, non so come lo volete intendere. Il rock and roll è più così, il rock, il metal, questo ho scoperto che è più I love you, è più hippie, ma non ha importanza. Quello che è sfizioso è vedere che, come al solito, la prima università si fa a Napoli, spesso si arriva prima degli altri e magari non si continua, no? E ci si dimentica di essere stati i primi in tantissime cose. Però la pizza, dove è stata inventata la pizza? In Giappone? Non ha importanza. L'importante è guardare al futuro, non guardiamo al passato, guardiamo al futuro e ci auguriamo che un giorno anche il Napoli, la società sportiva Calcio Napoli, possa avere la sua versione femminile, perché aiuta comunque il marketing. È un calcio che sta crescendo, è un calcio che per noi abituati ai ritmi dei maschi è un pochino troppo lento, è difficile guardare le partite del calcio femminile. Più che altro ci sono ragazze che adesso vanno forte, che stanno sviluppando la tecnica. In America specialmente è molto più popolare che una ragazza vada a fare calcio come sport, come attività sportiva, che non un ragazzo, e quindi crescerà quella cosa lì. Alcune delle ragazze qui sono delle vere e proprie star. Quello che per me è un problema sono i portieri, le portiere non riescono in elevazione, in riflessi, ad essere sempre reattive. Quello è secondo me, se sono poche che si appassionano al ruolo del portiere e quindi poi sviluppano quell'istinto, quei riflessi, lì è un peccato, perché a volte vedi che basta che fanno un pallonetto e la portiera non ci arriva, e lì ti sembra, ma come, sembrava facile guardarla dalla TV. Ma non vi credete, perché io ci ho giocato contro delle ragazze in un periodo parecchio tempo fa, quando giocavo in una squadretta qui a New York, e quando si facevano i campionati c'erano anche squadre miste, e le ragazze giocano e bisogna rincorrere. Se non stai tu in grandissima forma ti fanno. Da New York, Valerio Fluido è tutto, speriamo bene per Lozano. Ci avviciniamo, non vedo l'ora che si ricominci a giocare. Quanto è importante la partita con l'Atalanta. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.